Aeroporto nell'Agrigentino, una battaglia quasi solitaria, è quella che sta portando avanti il presidente della provincia Eugenio Dorsi. Una battaglia nella quale crede, in cui si è speso e continua a spendersi, una scommessa da vincere, altrimenti sancirà il mio fallimento, lo ha detto sempre a chiare lettere Eugenio Dorsi. Il suo impegno è totale e oggi sembrano aprirsi nuovi e concreti orizzonti. Per giorno 29 maggio, cioè fra qualche giorno, saranno convocati i rappresentanti dell'ENAC, ENAV e il sindaco del comune di Licata per quel famoso tavolo tecnico che ci porterà alla variante urbanistica e quindi a un passo concreto della realizzazione. E il silenzio sulla vicenda aeroporto è stato assordante anche in questa campagna elettorale delle amministrative, ormai al suo epilogo. A denunciarlo è stato lo stesso presidente Dorsi. Il silenzio che c'è stato è sicuramente assordante, però onestamente io non ci speravo più perché mi sembrava ormai fosse andato in letargo questo progetto, così non lo è. E da politici dello stesso partito, l'MPA, e da rappresentanti delle istituzioni, Dorsi parla di Raffaele Lombardo, suo leader e governatore della Sicilia, in merito alle vicende giudiziarie che lo hanno colpito e per le quali ha annunciato le dimissioni per il 28 luglio. Il Presidente, che tutto sommato ho trovato in piena forma, con il rispetto che lo ha sempre contraddistinto verso l'istituzione, ha deciso di dimettersi. Ancora nessuno lo condanna, nessuno lo vede colpevole, però lui ha deciso di dimettersi e noi ne prendiamo atto, ma in ogni caso ci ha convocato proprio per rimarcare il suo interesse verso la realizzazione dell'aeroporto. Cose che valgono per tutti: l'impegno, le ragioni dell'entusiasmo, della generosità e del coraggio al servizio della Sicilia e del Mezzogiorno. Io credo che questo argomento tocca tutti noi, eletti